Serie B-Win. Appassionati. Buon pomeriggio amici sportivi della Serie B-Win da Daniel Rizzo e benvenuti allo stadio Ezio Shida, teatro del lunch match dell'ultima giornata di Serie B-Win tra Crotone e Juve Stabia. Incontro posticipato a quest'oggi per aver dato spazio alla festa patronale di ieri tenutosi nella città calabrese. Squadre che non dovranno chiedere niente alla classifica se non chiudere con onore al meglio il campionato. Crotone salvo già da 3 giornate, mentre la Juve Stabia in salvezza anticipata a 2 giornate dalla fine. Si può iniziare, fischia Castiglianò di Roma, è iniziata Crotone Juve Stabia. Ora può ripartire subito Crotone con Maiello, Mazzotta, in mezzo c'è Gabbionetta, Seculin in qualche modo esce benissimo su Gabbionetta e fa suo il pallone. Križetic, ma qui Ongolong commette fallo, trae il cartellino giallo. Improta cerca il sinistro, lo prova e Caglioni in qualche modo si rifugia in angolo. Torromino, spalle alla porta, adesso cerca l'1-2 con Gabbionetta, lo trova, Torromino, area di rigore, Torromino! Crotone in vantaggio al 28esimo minuto, Torromino! Se ne va il brasiliano a campo, bravissimo, numero su Ongolong che era già ammonito, il baby nigeriano classe 93. Doninelli allarga per Improta, lo affronta Kekuchi, Improta rientra sul sinistro, Improta ancora Improta, area di rigore, non trova spazio, prova a tirare adesso, Improta! Un gol magnifico! All'incrocio Riccardo Improta pareggia i conti. Una munizione però da sapore dolce per Riccardo Improta. Suciu appoggia il difensore, ma preferisce allargare per Doninelli, che è solo Doninelli! Juve Stabia in vantaggio con Doninelli al suo primo gol stagionale. Incredibile Ashida, in 10 uomini ribalta il risultato alla Juve Stabia. È tutto pronto, si può riniziare col secondo tempo di Serie B-Win tra Crotone e Juve Stabia. Ora Mazzotta prova a avanzare, allarga per Torromino, largo sulla sinistra, Torromino cerca di mettere in mezzo questo pallone per Gabbionetta, traversa di Gabbionetta. Ora Verdi, può andare lui per Improta, Verdi, area di rigore, Verdi col destro, poi Improta ed è il 3-1 per Juve Stabia, anzi è Suciu. Juve Stabia 3, Crotone 1 e segna Sergio Suciu. Fallo da parte di Improta su Del Prete, verrà anche ammonito. Doppia munizione per Improta. Va Falconieri col sinistro, Falconieri! Un gol strepitoso! Un missile che si infila alle spalle di Seculin. Crotone 2, Juve Stabia 3. Sulla sinistra a cercare Falconieri e c'è il 3-3 e il pareggio arriva finalmente grazie alla doppietta di Vito Falconieri. Ci crede, prova l'imbucata, poi Eramo col destro, palo di Eramo a Seculin battuto, batte Torromino, palla in mezzo, cercare la testa di Eramo, non ci arriva, poi Vinetto sulla linea e Martinelli salva e finisce qua l'Ezio Shida dopo 4 minuti di recupero. Il Crotone chiude la stagione davanti al proprio pubblico pareggiando 3-3 contro la Juve Stabia.